Viso. Condanna a 16 anni per il rumeno che 2 anni fa sgozzò nella sua abitazione di Marghera il 79enne Alberico Cannizzaro, la vedova del pensionato troppo pochi per una fine così. Una falsa società di import-export di frutta con base in Sud America. Ecco il sistema con cui i nuovi cartelli facevano arrivare tonnellate di droga nel veneziano. La scomparsa di Ivano Beggi venerdì, funerale ad Asolo dove abitava, continuano i messaggi di cordoglio per lo storico patron dell'Aprilia, il ricordo del cugino nonostante il successo era rimasto uno di noi. È già cominciata la campagna elettorale per referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. Il sindaco Brugnaro invita i cittadini a non fare scherzi, uniti siamo più forti. I residenti di Veternigo per impedire l'arrivo di profughi nella frazione sono pronti alle barricate e non in senso figurato bloccheremo la via con i camion, promettono. Da ex boss della Mala del Brenta ad imprenditore coinvolto in affari poco chiari, ora Felice Maniero rinasce una terza volta e ha aperto una start-up ma per i cittadini non ha pagato abbastanza. Mattinata da dimenticare per i pendolari veneziani della 4 che hanno passato lunghe ore in coda verso Padova per un incidente al confine tra le due province. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli, parla la vedova di Alberico Cannizzaro ucciso a Marghera nel 2015, troppo lieve, sostiene la pena per il suo assassino. 16 anni di prigione per aver sgozzato il 79enne Alberico Cannizzaro nella sua casa di Marghera il 2 luglio del 2015. La sentenza di condanna per il 22enne romeno Marcel Mustata è stata pronunciata nelle scorse ore nell'aula bunker di Mestre. L'assassino, attualmente in carcere in Romania dove sta scontando 9 anni per violenza sessuale e sequestro di persona, ha potuto beneficiare dello sconto di 1/3 della pena garantito dal rito abbreviato. Guardi, sono mamma di 2 sacerdoti, non dovrei neanche dirlo. Io lo metterei dentro la vita, anche perché ne ha fatte già delle altre. Viene fuori ancora giovane e poi sappiamo se rimane quante altre indulgenze gli daranno. Non provo alcun desiderio di vendetta, sospira la vedova Bruna Vergotti. Non ce l'ho con questa persona, ma credo sia un pericolo per il prossimo. Anche se deve essere la pena di morte. A me non interessa niente perché a me mio marito non ritorna. Il meglio è che non lo lasciano libero perché quello farebbe ancora malanni. C'ha una faccia d'angelo in fotografia. E ha fatto quel che ha fatto. E ne ha fatte tante, non solo questa. Il PM aveva chiesto una pena più severa, 30 anni, considerata la violenza con cui il giovane aveva accoltellato alla gola un anziano con ridotte capacità di difendersi. La moglie e i figli di Cannizzaro, entrambi sacerdoti a Carpenedo, avevano rinunciato a costituirsi parte civile nel processo. Ma io non c'è niente con lui, io ce l'ho con la giustizia, perché a me non hanno dato neanche il conforto, niente. Mio marito mi ha lasciato 600 euro di pensione perché era artigiano. Cosa ha dato a me di tutto quello che mi hanno portato via? Niente. Al processo è stato detto che l'assassino aveva portato via solo qualche ninnolo di scarso valore, ricorda Bruna con amarezza, ma per noi erano cose importanti, tutto quello che io e mio marito eravamo riusciti a comprare in una vita di lavoro. Anello di fidanzamento, la fede matrimoniale, l'orologio d'oro alto, braccialetti, collane che c'era dentro dopo 60 anni di matrimonio, non qualcosina. Tanta roba mi hanno portato via, poi la seconda volta sono venuti a prendersi quello che era rimasto dentro la scatola. Lo scorso dicembre la casa è stata nuovamente visitata dai ladri che si sono portati via il poco che l'assassino aveva lasciato. Alla vedova resta solo una medaglietta con l'effigie del marito, da cui non si separa mai. Eravamo venuti dal Lido a Marghera perché a lui piaceva stare qui, ricorda. Io invece non ho mai amato la terraferma, ma ora se lasciassi questa casa mi sembrerebbe di tradire la sua memoria. Certo, oggi mi hanno rinnovato tutto quanto, come se non fosse passato neanche quasi 3 anni, perché noi lavoravamo sempre assieme, eravamo sempre assieme. Droga, nuovi risvolti dopo l'imponente operazione della Guardia di Finanza con le indagini della Procura di Venezia dietro la cosca della 'ndrangheta calabresi, il nuovo cartello sudamericano di Frutta Connection. Sentiamo. Come negli anni 70 in Pizza Connection, soltanto che la droga veniva nascosta nella frutta e nel pesce importati direttamente dal Sud America,
Questo è il nuovo sistema del cartello, che aveva pure creato delle società fittizie di import ed export di alimentari, frutta in particolare, modalità con cui lo stupefacente arrivava direttamente anche qui nel veneziano. È uno dei risvolti dell'indagine con cui la Procura Lagonare ha spiccato il mandato di arresto internazionale per Antonio Vadalà, l'imprenditore calabrese coinvolto nelle indagini sull'omicidio del giornalista Kuciak. Secondo gli inquirenti era lui a gestire i traffici esteri e a organizzare le coperture finanziarie. Il Vadalà nella nostra inchiesta aveva un ruolo molto importante perché ha gestito il traffico degli sostanze stupefacenti attraverso una società che era dedita all'import-export sostanzialmente di alimentari, in particolare frutta, pesce. La caratteristica è stata che la costituzione di questa società è avvenuta proprio per consentire che attraverso l'introduzione in Italia di questa merce, contemporaneamente nelle navi e nei camion veniva portata la sostanza stupefacente. La droga, cocaina, arrivava attraverso navi ma anche camion in quantitativi di almeno 400 kg alla volta. Venerdì ad Asolo l'ultimo saluto al patron dell'Aprilia Ivano Beggio, da tutti definito l'uomo dei sogni, mentre la sua Noale sta già pensando ad un evento in sua memoria. Si terranno venerdì prossimo 16 marzo i funerali di Ivano Beggio, lo storico patron dell'Aprilia, all'addio alle 11 nella chiesa di Asolo, dove viveva da tempo con la moglie Tina e il figlio Gianluca. Persona amorevole, uomo rimasto umile nonostante i grandi successi, Ivano era rimasto uno di noi, dice uno dei suoi cugini di primo grado. Accettava i consigli quando noi ci invitava diciamo, al museo di qua e di là. E ci chiedeva alcune, anche per essere di mestiere, ci chiedeva alcune informazioni così. Lo omaggia anche il campione del mondo Max Biaggi, che con Ivano Beggio e l'Aprilia ha iniziato la sua brillante carriera. Con te ho condiviso i momenti più belli della mia carriera agonistica, scrive. Era l'uomo che ha sempre creduto nei suoi sogni, come racconta lui stesso in una delle sue ultime interviste. Io ho fatto altro che andare a prendere i componenti con quello che guidava il furgoncino nelle varie artigiani o aziende che facevano componentistica, li ho portati a casa e piano piano mi sono costruito il primo motorino, che era un cinquantino sportivo. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo ricorda come una persona davvero speciale. Io ho avuto modo di conoscere, di parlarci assieme, ed è stato un grande imprenditore oltretutto, oltre che uomo di cultura, conoscitore e scopritore anche, no? Un grande camminatore, perché mi raccontava delle sue avventure con Santiago di Compostela. E la sua Noale sta già pensando a un evento in sua memoria. E da qui era nata un po' così, seduti prima a pranzo e poi qui in quest'area, ecco l'idea di dire ma sarebbe bello riportare un evento di Moto Aprilia annuale, ecco. La vita e il tempo non ci ha consentito, ecco, questo progetto insieme a lui, ma credo che sia dovere di tutti, ecco, comunque portare avanti anche il suo ricordo legato alla moto all'Aprilia annuale. Ivano Beggio, per tutti l'uomo dei sogni. Ho detto, quando diventerò adulto io voglio fare moto. Appello alla responsabilità dei cittadini di Venezia e Mestre da parte del sindaco Brugnaro. Il 30 settembre chiedi non votino per la separazione. Dopo l'indizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre da parte del governatore Luca Zaia, è già cominciata la campagna elettorale per il voto del 30 settembre. Il sindaco Luigi Brugnaro invita i cittadini del comune a non commettere quello che per lui sarebbe un errore irreparabile. È la quarta volta che si è già votato e per 4 volte i cittadini hanno detto di no, perché vuol dire che per fortuna i cittadini sono più saggi degli speculatori di turno. Tutto qua, quello che penso io, però ripeto, l'importante è quello che pensano i papà e le mamme per il futuro dei loro figli. È meglio una città più grande e più forte o lo spezzettamento di 100.000 campanili? La storia dimostra che è meglio essere più grandi e più forti, addirittura dobbiamo includere, dobbiamo allargare il nostro orizzonte. Argomenti che anticipano quelli della campagna per l'astensione, a cui i comitati referendari sono pronti a rispondere. In Italia i comuni
più grandi sono quelli che hanno purtroppo anche i maggiori sprechi. Il Comune di Venezia non solo non è esente, ma anche uno dei massimi esponenti e massimi esempi di sprechi e di aumento dei costi. Mestre e Venezia sarebbero veramente vicine ai cittadini, potrebbero dare risalto a diverse e diversificate esigenze delle due realtà. Sulla consultazione pendono comunque i diversi ricorsi presentati al TAR da Comune e Città Metropolitana, che potrebbero far slittare il voto o addirittura farlo dichiarare illegittimo. Io devo verificare che una cosa così pesante, così grave per la città sia legittima. Dopo decideranno i cittadini, un po' prima facciamo una verifica. Un simile spreco di risorse pubbliche per contrastare una consultazione popolare, ritengono invece dai comitati, è evidentemente in contrasto con gli interessi dei cittadini. Segnaleremo Comune e Città Metropolitana per danno erariale. È uno scandalo che ci siano 5-6 ricorsi al TAR da parte del Comune e della Città Metropolitana contro di noi. Noi siamo semplicemente portatori di quella che è una proposta di legge di iniziativa popolare. Una piccola frazione in rivolta per l'arrivo dei migranti accade a Veternigo di Santa Maria di Sala, dove i residenti si dicono pronti a bloccare il traffico. Perché siete preoccupati? Perché arrivano i migranti? Perché fa sempre i suoi danni, dove chi sei fa danni. Ma devono ancora arrivare e già vi preoccupate? Come... quando chi sei arrivare sono troppo tardi. 4.000 anime in subbuglio per l'arrivo dei migranti. Ancora non ci sono, ma nell'attesa i residenti stanno già pensando di organizzare delle barricate. È vero che volete bloccare il traffico mettendo i tir, i camion di traverso? Se è possibile, certamente. Accade a Veternigo, la più popolosa delle 6 frazioni del comune di Santa Maria di Sala. I 25 migranti sfrattati da 2 settimane dalla località Tre Ponti si sposteranno 300 metri più in là. Di fatto niente è cambiato sotto il sole, in realtà ora i richiedenti asilo sarebbero proprio nel cuore del paese. È gente che di sicuro non viene qui per integrarsi, per stare bene con noi, sicuramente sporco, degrado nella via e sicuramente, sicuramente rovineranno il benestare della via. E noi abbiamo le ragazze qui che vanno su e giù a scuola. Se fossero vostre figlie, cosa pensereste? La cooperativa sociale che si occupa della gestione dei profughi, la CSSA di Spinea, ha comprato per oltre 500.000 euro questa mega villa con un bel parco verde e che affaccia lungo la centrale via Desman. Poi ce li smaltiscono un po' dappertutto, cominciano anche sui paesetti piccoli e naturalmente noi non siamo abituati, abbiamo tantissima paura. Struttura già sede anche di un piccolo laboratorio manifatturiero e che, stando a precedenti progetti, avrebbe dovuto avere una diversa destinazione. Un asilo, e dovrebbero fare anche per gli anziani. Ai miei tempi si cantava di che colore è la pelle di Dio, di che colore è la pelle di Dio. Residenti che si sono recati in protesta anche dal sindaco. La preoccupazione dei veternighesi è arrivata fino al municipio, dove si sono recati in massa per protestare, timori e affanni di cui, suo malgrado, il primo cittadino si è dovuto far carico. Hanno ragione perché loro, come anch'io, l'ho detto molte volte, non capiscono questo progetto del governo. È una cosa vergognosa perché non si sa dove si arrivi. Ho sempre detto che il nostro problema non è l'accoglienza, il nostro problema è l'integrazione. Amministrazione comunale che, per verificare nella nuova villa dei migranti sia tutta a norma in materia sanitaria, di burocrazia e assistenziale, ha inviato, al fine di una perizia, tecnici e agenti della polizia municipale. Abbiamo fatto fare un sopralluogo ai nostri uffici, all'ufficio dei vigili urbani che controllano che tutte le cose siano fatte bene, le ho mandati personalmente, in modo tale che voglio che tutti i miei cittadini e tutto il territorio sappia che verificheremo molto bene le cose. Ha già l'esito della perizia o bisogna attendere? No, ancora non ce l'ho, ma credo che a brevissimo avremo questo esito e quando avrò in mano la perizia e ciò che l'esito avrà dato mi muoverò di conseguenza. Potrebbe anche essere che dovrò bloccare i lavori, potrebbe anche essere che vada tutto bene, devo vedere. Senza carte in mano non mi pronuncio, spero che vada tutto bene, ma ho qualche perplessità. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Ancora cronaca, traffico in tilt questa mattina sull'autostrada Venezia-Padova. Un incidente sulla A4 in direzione Padova Est, circa 800 metri prima dello svincolo per Bologna, ha provocato una coda di 10 km fino al bivio con il passante di Mestre. Ad essere coinvolti un mezzo pesante che trasportava automobili ed una macchina che lo precedeva, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Erano da poco passate le 9. Sul posto sono intervenuti su M118, Polstrade e gli ausiliari di CAV. La carreggiata è stata liberata dopo circa un'ora e mezza. La terza vita dell'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, raccontata in un'intervista ai quotidiani Finegil. Tra i veneziani sono in molti a pensare che il leggendario criminale non abbia pagato abbastanza duramente per le sue colpe. Si lamenta delle tasse troppo alte come qualsiasi imprenditore onesto, se la prende coi giornalisti che lo hanno trattato ingiustamente, chiede di essere lasciato in pace. Felice Maniero parla della sua nuova vita nell'intervista rilasciata in esclusiva alle testate del gruppo Finegil. La sua attuale identità resta segreta, è la terza in ordine di tempo dopo quella del boss della Mala del Brenta che per 20 anni insanguinò il Veneto e quella dell'imprenditore Luca Mori, diventata di pubblico dominio dopo un'inchiesta di Report su presunte irregolarità nelle forniture di depuratori d'acqua per alcune amministrazioni pubbliche. Oggi Maniero vive ancora in Italia e continua a fare imprese in un altro settore sotto un altro nome. Avrei dovuto andarmene all'estero, confessa, sono stato un cretino a non farlo. Già nel 95 avrei potuto comprare una casa in un altro paese, non so neppure io perché sono rimasto. Ora stiamo per avviare una start-up, racconta, abbiamo brevetti e clienti importanti, non sono più un criminale ma ho paura per i miei figli, negli ultimi tempi sono usciti dal carcere tutti i più pericolosi tra i miei ex compagni di banda e so che mi cercano perché al loro posto neppure io me la sarei messa via. A non dimenticare anche molti semplici cittadini convinti che l'ex boss non abbia pagato abbastanza duramente per i suoi crimini. Siamo in Italia e che gente è premiata, cioè qua si vanta il povero, è gente di poco conto, mi penso tutto il male possibile, cioè per un personaggio del genere. Lui ha fatto delle cose malamente, però dopo si è messo un po' in carreggiata, ma era troppo tardi. Dovevano togliere dei soldi per darli a chi ha più bisogno. Per carità, non si nega a nessuno la possibilità di riprendere una vita e di riprendere soprattutto una dignità. Non è che non ha fatto niente, ha ucciso, ha fatto cose abbastanza gravi, per dire poco, abbastanza gravi. E forse la punizione non sono state adeguate, forse, non so. Non sono né un politico né un avvocato, le nostre leggi sono state fatte da gente che non era proprio pulita. Siamo quasi al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di Ivano Beggio, l'uomo della leggenda Aprilia, in studio e parenti per il ricordo del patron della moto Made in Noale. E sempre questa sera 21:15 al tavolo della Zanzega con Lele Marcassa e Ivo Gallo si parlerà del Polesine e della città di Rovigo. La puntata sarà in replica domenica alle 17. E questa era proprio l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una giornata grigia e piovosa sulle nostre regioni a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti durante le ore pomeridiane. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 4 e i 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà all'insegna delle nubi e delle piogge più intense dal pomeriggio. Temperature minime comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Nubi e piogge infine anche sul Trentino Alto Adige, anche qui le precipitazioni potranno risultare moderati o forti, specie dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi tra i 9 e i 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.